57enne uccide l'anziana madre con un coltello da cucina e poi chiama i carabinieri che lo arrestano al termine di una violenta colluttazione. Il delitto a Parè di Conegliano, trovato morto anche il gatto. Ippolito Zandegiacomo era in cura al centro di salute mentale, quindi ignoti i motivi che hanno scatenato la sua furia contro l'87enne. Per i vicini di casa i litigi erano continui, una tragedia annunciata. Tragedia alle prime luci dell'alba sulla Gordina, in comune di Sedico. 21enne di Codognè muore uscendo di strada con l'auto nel tentativo di evitare di investire un cervo. Lavorava alla Luxottica. Prima uscita per Carlo Nordio da ministro a Treviso, la presentazione del libro che lo riguarda, promette alla città più efficiente e più personale per accorciare i tempi della giustizia. Paura questa mattina a Paese sulla Castellana, bus prende fuoco in corsa, l'autista riesce ad accostare e far scendere i passeggeri. Bisarca in fiamme con il suo carico di 8 auto questa mattina sul passante tra Preganziolo e Martellago, illeso l'autista, massiccio intervento dei vigili del fuoco. Piena fiducia nell'esecutivo l'ha espressa oggi il presidente Luca Zaia. Autonomia, questione di coerenza, dice dalla conferenza delle regioni, l'agenda delle priorità recapitata al governo. Insediato il nuovo governo, uno dei problemi da risolvere sarà quello dei fondi del PNRR negati ai piccoli comuni veneti. Mario Conte, presidente ANCI, ha già chiesto di incontrare il neo ministro all'economia Giancarlo Giorgetti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Subito il nostro sondaggio del lunedì. È nato il nuovo governo Meloni. Vi piace? Questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere, come sempre con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione: 0422 162 691 se per voi la risposta è sì, 0422 162 6690 se il nuovo governo non vi piace. Come sempre il risultato questa sera nel corso di Ringhi, in onda a partire dalle 21:15. Ed ora la cronaca. Dramma a Conegliano, uccide l'anziana madre con un coltello da cucina e poi chiama i carabinieri che lo arrestano dopo una colluttazione. Sentiamo. Erano circa le 8 di stamattina quando si sono levate delle grida dalla palazzina di via Einaudi, ma Ippolito Zandegiacomo, 57 anni, disoccupato, aveva già portato a termine il suo intento: uccidere l'anziana madre di 87 anni, Maria Luisa Bazzo, per tutti Gina, pensionata, con cui l'uomo viveva. Chiamati dallo stesso omicida, i carabinieri di Conegliano l'hanno trovata esanime in casa dopo aver bloccato il figlio seminudo al termine di una violenta colluttazione scaturita all'arrivo dei militari. Un litigio tra madre e figlio, come i vicini hanno confermato accadesse spesso. Lei, molto o troppo accudente nei confronti dell'uomo, con seri problemi, e che da tempo era in cura al centro di salute mentale di Conegliano. Quando seguiva le terapie non aveva particolari problemi. Questa mattina però qualcosa di ancora sconosciuto ha improvvisamente scatenato la sua furia. È una notizia sconvolgente per una città come la nostra. D'altronde sono situazioni sempre borderline che sono seguite dagli uffici predisposti dell'ASL, non dai nostri servizi sociali, ma purtroppo non è facile intercettare le situazioni quando arrivano a questo limite qua. Sono raptus di follia difficili, ripeto, da prevenire, anche perché da quello che mi dicono negli ultimi mesi non c'erano state avvisaglie particolari. Zandegiacomo è stato fermato e ora si trova piantonato in ospedale a Conegliano, tenuto sotto sedazione. I vicini parlano di un soggetto problematico e qualcuno si aspettava che prima o poi potesse accadere qualcosa di serio, ma nessuno avrebbe mai pensato a una simile reazione. Diciamo che sono patologie che non vengono seguite dai servizi sociali, ma da professionisti che in questo caso si occupano specificatamente di queste malattie, che ripeto fanno tantissimo sul nostro territorio e evitano tantissime situazioni di disagio, però i raptus come questi sono impossibili da riuscire a intercettare. Il movente dell'omicidio è al vaglio degli inquirenti. Ippolito si è accanito anche sul gatto, squartato e trovato morto nella cucina dell'abitazione, messa completamente a soqquadro. Sopra a un comodino in camera da letto è stata trovata anche la presunta arma del delitto, un coltello da cucina insanguinato con lama di 20 centimetri. Sul posto è giunto anche il pubblico ministero di turno della Procura di Treviso, dottor Michele Permunian, che nelle prossime ore sentirà l'omicida. E di tragedia annunciata parlano i vicini di casa. Da tempo l'anziana si era confidata con vicini e parenti a causa delle liti frequenti con il figlio. Lo voleva tenere vicino a sé anche se temeva per la sua vita. Lei sapeva che prima o poi la ammazzava, perché è così.
purtroppo. Una tragedia annunciata, quella dell'omicidio di Maria Luisa Bazzo. L'anziana 87enne viveva nella paura. Le discussioni con il figlio Ippolito Zandegiacomo erano sempre più frequenti. A testimoniarlo anche i vicini di casa, che spesso sentivano le urla dell'uomo uscire dall'appartamento al terzo piano del condominio Castello di via Einaudi. Il disagio psichico del figlio era noto. Maria Luisa però cercava di proteggerlo tenendolo a casa. Ma lei, secondo me, noi gli abbiamo detto ancora, non era in grado di poter seguire queste cose qua, perché lì ci vogliono degli specialisti, delle persone competenti. Lui doveva prendere le medicine sempre. Se non prendeva le medicine lui dava di matto. E quando lui commetteva quei tiri là, lo ricoveravano e stava lì sedato, faceva la terapia dovuta con le dottoresse, i dottori, e poi quando era un po' che si riprendeva veniva a casa. Dunque la signora viveva un po' nella paura, nel terrore che il figlio le potesse fare del male? Sì. Con la morte del padre, avvenuta un mese fa, la situazione si era ulteriormente deteriorata. I litigi fra madre e figlio si erano intensificati. Maria Luisa Bazzo aveva gestito per anni l'albergo Belvedere a Auronzo di Cadore, paese d'origine di suo marito. Al figlio avevano aperto un bar per cercare di aiutarlo, impresa che non era andata a buon fine. Lui una volta aveva gestito anche il bar San Martino Conegliano, tantissimi anni fa. So che beveva. Sì, ma non era proprio cattivo dire il vero. Ma... Sì, una cosa così non se l'aspettava nessuno. No, nemmeno io, veramente, l'ho saputo adesso stamattina, nemmeno io pensavo una cosa del genere, veramente. E la giornata di oggi è stata funestata anche da un'altra grave tragedia che si è verificata a Sedico, nel Bellunese. Una giovane di 21 anni di Codognè ha perso la vita a causa dell'uscita autonoma di strada della sua auto. Ad originare la manovra fatale il tentativo di evitare di investire un cervo. Avrebbe compiuto 22 anni il prossimo 23 novembre Alessandro Tabacco di Codognè nel Trevigiano, un giovane carico di sogni dalle capacità eccelse riconosciute da Luxottica, che da 8 mesi l'aveva assunto nella sua direzione amministrativa ad Agordo. Ma in ufficio questa mattina non ci è arrivato. Alessandro è morto nello schianto della sua auto accaduto alle 5:30 all'altezza del villaggio Enel, in località La Stanga, lungo la 203 a Gordina. L'Opel Corsa sulla quale il giovane viaggiava verso il posto di lavoro si è schiantata contro la ringhiera di una casa. L'impatto violento l'ha fatta carambolare sul prato che costeggia la strada. Inutili i soccorsi chiamati da 2 automobilisti che precedevano l'utilitaria del 21enne. Ai sanitari del SUAM non è rimasto che constatare la morte sul colpo di Alessandro Tabacco. Ad originare la tragedia, secondo quanto hanno riferito i testimoni, la manovra tentata dal giovane che ha sterzato per evitare di investire un cervo sbucato d'improvviso in una zona che è tristemente nota per l'attraversamento di animali selvatici. I pompieri arrivati da Agordo hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la salma del 21enne, che è stata ricomposta e trasferita all'obitorio del San Martino. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polstrada di Belluno. Alessandro Tabacco era fresco di laurea in economia aziendale conseguita all'Università Ca' Foscari di Venezia dopo aver frequentato il liceo Marconi a Conegliano. Un curriculum brillante quello del 21enne, che vantava solide esperienze maturate all'estero. Nella sua pagina di LinkedIn di sé scriveva: alla ricerca di persone uniche e rinnovate occasioni per elevarmi intellettualmente. Il faro della sua vita, un pensiero di Martin Luther King, racchiuso nella copertina del profilo. Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un mondo fantastico. Quel mondo adorato stamattina gli ha chiuso le porte in faccia, consegnando la sua giovane vita a una sorte infausta. Provoca un incidente e si rifiuta di fare l'alcol test. Un motociclista è stato denunciato e sanzionato dalla polizia locale di Asolo. L'uomo, un camionista di 55 anni di Montebelluna, non ha rispettato la precedenza ed è andato a sbattere contro un furgone in via Capitello a Caselle d'Asolo. Di fronte alla richiesta di fare l'alcol test da parte dei vigili, se n'è andato ritirandosi in un bar. Solo un'ora dopo si è convinto ad uscire per effettuare il test, che gli ha rilevato un tasso alcolemico di 1,25 grammi per litro. È stato denunciato per le violazioni di omessa precedenza, guida in stato di ebbrezza, e nei suoi confronti è stata anche elevata una sanzione per l'aggravante di avere causato l'incidente. Sospensione della patente da 1 a 2 anni e ammenda da 1.600 a 6.400.
euro. Ed un altro incidente quest'oggi lungo il passante di Mestre, Bisarca in fiamme con il suo carico, è accaduto all'altezza di Preganzioli, illeso l'autista. Paura poco dopo le 5 di questa mattina lungo il passante di Mestre, tra gli svincoli di Preganziolo e Martellago, ai confini tra le province di Treviso e Venezia. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la carreggiata in direzione Milano per l'incendio di un camion Bisarca carico di 8 autovetture che sono andate bruciate insieme al mezzo. Illeso l'autista, che è sceso dall'abitacolo in tempo per evitare conseguenze. I pompieri sono arrivati sul posto con un massiccio dispiegamento dalle sedi di Mestre e Treviso. In campo 2 autopompe, 2 autobotti e 14 operatori che sono riusciti ad avere la meglio sul rogo impiegando la schiuma. L'incendio ha però distrutto la Bisarca e il suo carico. Malgrado si trattasse delle prime ore del mattino, il rogo ha creato disagi al traffico autostradale. Durante le operazioni di spegnimento, la circolazione in direzione ovest è rimasta bloccata. Al vaglio ora dei tecnici dei vigili del fuoco le cause che hanno originato l'incendio. Sul posto immediato anche l'intervento di polizia stradale e personale autostradale di CAV. La situazione è ritornata alla normalità intorno alle 8 con il completamento delle operazioni di spegnimento e raffreddamento dei mezzi incendiati. E un bus della MOM questa mattina ha preso fuoco a Paese grazie alla tempestiva manovra dell'autista, tutti salvi i passeggeri. L'incendio è divampato mentre l'autobus era in corsa. Il fumo nero distintamente in uscita dal motore posteriore non è però sfuggito all'attenzione dell'autista di MOM mentre svolgeva la corsa extraurbana. Il conducente ha immediatamente accostato il mezzo e messo in sicurezza tutte le persone che in quel momento stavano viaggiando. Il principio di incendio è accaduto verso le 8:15 del mattino lungo la via regionale Castellana all'uscita della tangenziale di Paese. Grazie al pronto intervento del dipendente di MOM e dei vigili del fuoco con un'autobotte, nessuna persona è rimasta ferita e nemmeno intossicata dalle esalazioni di fumo. Bastava una svista, una conseguente anomalia nell'apertura delle porte per complicare l'azione di emergenza. Perché una parte del motore abbia preso fuoco dovranno capirlo i vigili del fuoco e i tecnici dell'azienda di trasporti. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Il neo ministro della Giustizia Carlo Nordio ha partecipato questa sera alla presentazione del libro Volti e Storie a Palazzo Giacomelli a Treviso. Efficienza ed accelerazione dei processi le priorità, ma è fondamentale, ha detto Nordio, anche risolvere il problema della carenza di organici nelle procure. Prima uscita pubblica da ministro nella sua Treviso per Carlo Nordio, accolto a Palazzo Giacomelli dalle più alte cariche civili e militari della città. Ai giornalisti che lo attendono ribadisce quelle che sono le sue priorità per la giustizia. Sono quelle dell'efficienza della giustizia, l'accelerazione dei processi, il mantenimento e il potenziamento delle garanzie individuali, la certezza della pena intesa come diciamo il garantismo inteso come certezza sia dell'esecuzione della pena sia della presunzione di innocenza. Efficienza ed accelerazione della macchina della giustizia, che significa anche intervenire sulla carenza di personale che affligge tanti tribunali, a cominciare proprio da quello di Treviso. Quindi il primo obiettivo, almeno per quanto posso intervenire, è quello proprio di rendere più efficiente la giustizia, colmando gli organici e anche semplificando le procedure, in modo da anche incentivare gli investimenti, perché il ritardo dei processi civili e penali ci costano un 2% di PIL. Io ho già detto che sono favorevole alla separazione delle carriere, che è consustanziale al processo accusatorio anglosassone voluto dal ministro Vassalli. Naturalmente gran parte è già stato attuato dalla riforma Cartabia, perché di fatto le funzioni oggi sono molto separate, però la separazione netta può essere attuata, secondo me, come quella del Consiglio Superiore della Magistratura, solo attraverso una revisione costituzionale. Il ministro è intervenuto alla presentazione del libro Volti e Storie di Domenico Basso, che tra le altre racconta anche la storia del magistrato trevigiano, ora ministro. Tanti personaggi che avevano delle storie da raccontare, oltretutto anche con una certa umiltà, con una certa disponibilità, e quindi ho pensato che fosse anche bello poterle raccontare e poi queste storie possono anche diventare un esempio per altre persone.
E tra le varie questioni che il nuovo governo avrà da affrontare prossimamente, che sono particolarmente, calde nel nostro territorio, visto che stanno facendo arrabbiare tutti i primi cittadini, c'è anche quella della ripartizione dei fondi del PNRR destinati ai piccoli comuni, dai quali sono stati esclusi tutti i comuni veneti e tutti i comuni del nord Italia. Per questo il presidente di ANCI Veneto, sindaco di Treviso, Mario Conte, ha fatto sapere che incontrerà il neo ministro all'economia Giorgetti. Adesso si è appena insediato il nuovo governo e chiederò subito appuntamento al ministro Giorgetti per intervenire su questo bando, ma soprattutto per programmare quelli futuri. Il Veneto non molla sui fondi per i piccoli comuni deviati tutti al centro-sud Italia e punta a far cambiare i parametri di assegnazione penalizzanti non solo la nostra regione, ma quasi tutto il settentrione. Parliamo di una discriminazione amministrativa che vede il Veneto completamente cancellato dalle graduatorie. 439 i progetti presentati, 0 quelli finanziati. Capite che di fronte a un'esclusione così forte non possiamo rimanere silenti, perché quell'indice di vulnerabilità sociale che oggi esclude costantemente i comuni del nord venga tolto definitivamente dalle graduatorie degli altri bandi. Nessuna guerra tra territori, chiarisce Conte, ma una visione diversa dell'Italia. Noi guardiamo al presente ma soprattutto al futuro, nel senso che sogniamo davvero un paese, il paese Italia, che sia un paese meritocratico dove i comuni virtuosi, le realtà virtuose facciano da traino per quelle realtà che magari sono maggiormente in difficoltà. Oggi invece in Italia succede esattamente il contrario. Piena fiducia nell'esecutivo l'ha espressa oggi il presidente del Veneto Luca Zaia a margine di un evento che lo ha portato nel Vicentino, con Salvini alle infrastrutture messe in sicurezza, tanti progetti aperti in Veneto. E poi l'autonomia. L'autonomia è una partita importante, è una partita che i partiti che sostengono questo governo hanno sostenuto in occasione del referendum, per cui direi che per un fatto di coerenza e linearità l'autonomia deve essere approvata da questo governo. Ne fa una questione di coerenza il presidente del Veneto Luca Zaia oggi a Vicenza per la presentazione di Vicenza città universitaria. Ha detto Zaia che l'autonomia è stata sostenuta dai partiti che oggi sono al governo, se non unitamente in campagna elettorale, aggiungiamo noi, almeno in occasione del referendum promosso ormai 5 anni fa. Questo è un governo che ha grandi responsabilità, grande consenso e crea anche grandi aspettative. Aspettative che per Zaia si traducono anche in opere finite. I progetti aperti sono tanti e alla guida del Dicastero delle Infrastrutture ne è certo con Matteo Salvini queste aspettative non saranno disattese. Abbiamo un bel portafoglio di opere da proporre, da ultimare. Penso alla Pedemontana che sarà ultimata, anzi annuncio che a dicembre collegheremo la 27 e poi per marzo 2023 si arriverà a Montecchio. Dall'altro devo anche dire che abbiamo molti fronti aperti, a iniziare dalla partita della Laguna del Mose, la portualità, il tema del trasporto pubblico locale. Il primo provvedimento per il Presidente rimane però quello a favore delle famiglie che la crisi tra disoccupazione e rincari sta mettendo ancora a dura prova. Oltre 4.600 posti di lavoro in meno da ottobre a dicembre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, segnali preoccupanti dall'indagine di Unioncamere sulle intenzioni di assumere da parte delle imprese trevigiane. Crollo delle assunzioni nella Marca, 20% in meno nell'ultimo trimestre rispetto all'anno scorso. L'indagine di Unioncamere sulle intenzioni di assumere delle imprese trevigiane preoccupa e non poco, segno di un sistema economico in difficoltà a causa della crisi energetica e del rincaro dei materiali spesso pure introvabili. Abbiamo una frenata, questa frenata purtroppo ci preoccupa perché è una frenata non dovuta a problemi di carattere locale o che è una frenata che vede tutto il sistema paese. Seconda regione per export in Italia, con un'esportazione del 50% della produzione, il Veneto continua ad essere il traino dell'economia nazionale, ma i segnali di preoccupazione sono evidenti. L'occupazione è la prima che ne trae dei svantaggi, perché le imprese non fanno investimenti e anche perché non ci sono programmi a lungo termine. Di qui le richieste al nuovo governo. Noi ci aspettiamo che il governo quanto prima entri nel merito delle difficoltà che stiamo attraversando
parlando, i costi energetici che sono altissimi, l'aumento delle materie prime dovuto alle speculazioni, la riforma fiscale, la riforma della giustizia, perché anche la giustizia ha un suo comparto, e poi la burocrazia. La burocrazia è un peso importantissimo che rallenta, e le infrastrutture. E sono sempre più numerose le attività economiche e commerciali in seria difficoltà per i rincari, anche una realtà storica come il negozio di Via Campana, che proprio in questi giorni ha tagliato il traguardo dei 100 anni di attività. Con questi rincari andiamo a mangiarci tutto quello che può essere la prospettiva di guadagno che poteva esserci in questo periodo qui. Pensavo di avere, dopo il Covid, una ripartenza, e questa è un'altra bella mazzata, perché tra bollette e rincari della merce soprattutto comincia a essere difficile a portare avanti l'attività. A parlare è il titolare dello storico negozio che a Treviso tutti chiamano ancora Campana, nell'omonima via a ridosso della pescheria, che vive al pari degli altri un periodo non facile. Come tutti, le bollette incidono tanto, sono più che raddoppiate. Cerchiamo di limitare i costi, abbiamo dovuto eliminare del personale per cercare proprio di ridurre i costi. Negozio arrivato a tagliare in questi giorni il traguardo del secolo, scandito nell'ultima parte da tappe per nulla semplici, la cessione da parte della famiglia ferrarese ai dipendenti, la pandemia e ora, come sottolineato dai soci che l'hanno rilevato, la nuova crisi nazionale e internazionale. 100 anni di questo negozio che noi abbiamo preso su 5 anni fa, io ci ho lavorato dentro come dipendente per diversi anni. E nel registro dei dipendenti anche nomi altisonanti come quello di Luciano Benetton che compare a libro paga. Realtà da tutelare, i negozi cittadini ribadiscono dall'amministrazione di Cassugana. Rendono viva la città. È chiaro che senza un negozio c'è il degrado. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Treviso. Abbiamo una notizia di cronaca giudiziaria: 12 anni di reclusione è la condanna con cui si è concluso il processo di primo grado nei confronti di Giovanni Maria Cuccato, l'operaio 45enne reo confesso dell'omicidio di Luciano Dallava, 79enne di Colle Umberto, avvenuto la sera del 12 dicembre del 2020 in piazza Fiume a San Giacomo di Veglia. Cuccato, tenuto anche ad una provvisionale di 50.000 euro per ciascuna delle parti civili, i 2 figli della vittima, è stato interdetto dai pubblici uffici in maniera perpetua. La proposta del liceo artistico di Treviso di un pool di avvocati per l'istituzione di un regolamento per le carriere alias degli studenti, cioè in fase di transizione del proprio genere, non trova applicabilità con il sistema scuola. Secondo la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Palumbo, atti ufficiali non si possono modificare. Sentiamo. Di sicuro le scuole non possono modificare gli atti ufficiali, questo è un paletto, un punto fermo, quindi tutto ciò che è documentazione, certificazione formale sulla carriera dello studente non può essere modificato, se non con la modifica effettiva del sesso della persona. Ovvero il registro non si tocca. Interviene la dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, Carmela Palumbo, sulla proposta lanciata dal liceo artistico di Treviso insieme ad un pool di avvocati di istituire un regolamento per le carriere alias che aiuti i ragazzi e ragazze che stanno vivendo un momento di transizione. Un passaggio che ad oggi non è contemplato dal sistema scuola italiano. Nel nostro ordinamento ciò che è disciplinato è il cambio di sesso e tutto ciò che consegua il cambio di sesso, quindi in termini di modifiche anagrafiche e quant'altro. Il periodo cosiddetto fluido, diciamo, della fluidità, non ha una disciplina. Di errore ideologico parla l'assessore all'istruzione Elena Donazzan, per la quale la carriera alias rappresenta una forzatura che non aiuta i ragazzi a risolvere e chiarire questo momento di dubbio e transizione. Questa posizione molto ideologica porta solo allo scontro senza senso anche di tipo istituzionale. La scuola, oltre appunto a accompagnare nella crescita, deve accompagnare nel rispetto delle regole. L'esponente di Fratelli d'Italia applaude invece alla citazione
attenzione al merito nella nuova dicitura del Ministero dell'Istruzione. Un segno di un governo, aggiunge Donazzan, finalmente politico. Questo governo, che ha una forte connotazione culturale, ha ribadito con chiarezza che non ci può essere istruzione senza meritocrazia. Ed è stato presentato oggi in Camera di Commercio a Treviso, è stata presentata la triade di libri vincitori del premio Mazzotti. Vediamo. Premio Gambrinus Mazzotti, 40ª edizione, vince la letteratura guerriera dell'ambiente e nel premio letterario dedicato alla montagna, all'alpinismo, all'ecologia e al paesaggio, l'attualità entra di prepotenza con un grido d'allarme ed un monito su quanto sta accadendo alla montagna e al pianeta. Credo che il premio Mazzotti costituisca un'occasione unica in Italia nel valorizzare questo tipo di interesse verso la conoscenza delle proprie risorse ambientali. L'alpinismo è tutto il mondo dell'alpinista Silvia Mezzelin e della giornalista Linda Cottino, più idioti dei dinosauri di Daniele Scaglione e Arti e mestieri sull'Adige di Gianantonio Conati, la triade dei vincitori, che offre uno sguardo sulla montagna delle donne, il cambiamento climatico e la sofferenza dei fiumi. Questi libri, come dire, anticipano i tempi, sono immersi nell'ambito della transizione ecologica, ma nel contempo ci danno nuove informazioni. Quest'anno ci sarà anche un riconoscimento speciale per i giovani dedicato alla montagna. La premiazione sabato 12 novembre alle 16 nella sede della Camera di Commercio di Treviso. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Apriamo con una notizia di cronaca giunta proprio poco fa in redazione da Auronzo. Nel pomeriggio un operaio ha perso la vita sul lavoro. L'uomo è morto in seguito al ribaltamento della pala gommata che stava manovrando per la preparazione del calcestruzzo all'interno di un'azienda di Cimagogna, alle porte della cittadina, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. A causa dell'ennesima morte bianca sono al vaglio dei carabinieri di Auronzo e del personale dello Spisal. Sul posto i vigili del fuoco di Santo Stefano, Pieve di Cadore con i volontari di Lozzo. I soccorritori hanno estratto l'operaio di 59 anni del quale non sono state ancora rese note le generalità, per il quale sono risultati purtroppo vani i tentativi di rianimazione. Il mezzo pesante è stato messo in sicurezza dai pompieri che hanno concluso le operazioni attorno alle 18:30. Ed ora torniamo sulla notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale. Vi abbiamo riferito ampiamente nella pagina di Treviso l'incidente accaduto questa mattina alla Stanga, nel quale ha perso la vita Alessandro Tabacu, 21enne di Codognè, appunto nel Trevigiano. Per evitare di investire un cervo, il giovane ha compiuto una manovra che ha portato la sua auto a schiantarsi contro la recinzione di una casa e poi a carambolare sul prato adiacente. Per il giovane, dipendente amministrativo dello stabilimento di Luxottica ad Agordo, non c'è stato nulla da fare pur nella tempestività dei soccorsi. Lo schianto si è verificato questa mattina alle 5:40 e nella zona hanno lavorato per 3 ore i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Belluno. E sul dramma che si è consumato questa mattina sulla statale Agordina interviene il consigliere provinciale delegato Franco De Bon. Tragedia enorme, urgentissimo mettere in sicurezza le strade. Una grande tragedia veramente che ci lascia tutti quanti attoniti. Il tema è grande, è complesso, vede molti soggetti in campo. Interventi tanto per la messa in sicurezza delle strade dalla caduta massi quanto per i pericoli causati dall'attraversamento della fauna selvatica. Per quest'ultima fattispecie gli incidenti hanno raggiunto il livello di guardia praticamente almeno uno al giorno lungo le strade dell'Agordino e Alto Agordino, Cadore, Cortina, Feltrino e Basso Feltrino. Si tratta per lo più di investimenti di cervi e caprioli, ma le statistiche riportano anche altre specie di selvatici, quali mufloni, volpi, tassi e lepri. La tragedia di questa mattina alla Stanga richiama l'urgenza di interventi finalizzati almeno alla mitigazione del rischio. Ci siamo mossi come provincia di Belluno organizzando un incontro
con i soggetti gestori delle strade, ANAS Veneto Strade. Abbiamo suggerito che bisogna fare un passo avanti. Un passo avanti rispetto al protocollo in vigore che prevede nel caso della realizzazione di opere stradali anche la presenza di zoologi e biologi, la cui consulenza risulta fondamentale per l'individuazione di passaggi faunistici. Sono attraversamenti dedicati, questi corridoi faunistici in cui con dei soprapassi o dei sottopassi, delle gallerie semplicemente, queste strutture vengono attraversate, appunto permettono il passaggio su un piano diverso rispetto a quello stradale. Un problema già affrontato in passato con strutture nuove, come accaduto durante la ristrutturazione della provinciale fra Belluno e Ponte nelle Alpi da alcuni anni, dotata di un sottopasso che ha praticamente azzerato gli incidenti causati dall'attraversamento di fauna selvatica. Da 2 giorni non si hanno più notizie di un escursionista di 27 anni di Scorzè scomparso sabato sera sul massiccio del Lago Rai in Trentino. Si tratta di Nicola Spagnolo, alto 1,74 m, circa 70 kg, barba corta, capelli lunghi. A dare l'allarme, lo vedete nella foto, a dare l'allarme 2 escursionisti che hanno trovato lo zaino che il giovane ha lasciato nel bivacco. Paolo e Nicola, 2100 metri di quota, sopra lo zaino un biglietto scritto dal 27enne nel quale è indicata la meta della sua escursione, Cima Cece, che con i suoi 2754 metri di quota è la vetta più alta del Lago Rai. Fino ad ora le ricerche non hanno dato alcun esito. Ieri i soccorritori con i cani molecolari hanno perlustrato la zona, coadiuvati dagli elicotteri, il cui intervento è stato condizionato dalla nebbia bassa. Stamattina le ricerche di Nicola Spagnolo sono riprese all'alba e sono proseguite per tutta la giornata. L'auto del giovane è stata ritrovata parcheggiata al rifugio Rafa Valle, dove si trovano i familiari assistiti da un team di psicologi. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare i carabinieri di Cavalese. A Cortina, 3 mesi dopo la disputa delle gare di Coppa del Mondo femminile di sci alpino, è iniziato il conto alla rovescia e per gli appassionati da sabato prossimo ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti direttamente online sul sito cortinaskiworldcup.com. L'occasione di assistere da vicino alle performance delle migliori atlete della velocità mondiale che si daranno battaglia sulla pista Olimpia delle Tofane darà ai possessori del biglietto l'opportunità di usufruire dei parcheggi dedicati e del servizio shuttle offerto dall'organizzazione. Per ogni biglietto venduto la Fondazione Cortina investirà €1 che sarà devoluto alle attività locali che si prendono cura del territorio. È tutto dunque per questa edizione. Ci lasciamo come sempre dando un'occhiata alle previsioni del tempo per domani con il nostro meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. L'autunno resta in stand-by, messo in pausa da un poderoso anticiclone che ormai da giorni porta tempo stabile e un caldo anomalo. Il dettaglio di martedì 25 ottobre. Sul Veneto condizioni in prevalenza buone, con cielo al massimo poco nuvoloso, a tratti localmente coperto per nubi irregolari. Graduale aumento delle nebbie in pianura e anche in qualche fondovalle nelle ore più fredde della giornata. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 8 e 16 gradi, massime invece comprese tra i 20 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove vedete avremo una maggiore variabilità. Fino al primo mattino cielo nuvoloso con piogge a carattere sparso. Nelle ore centrali generale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime intorno ai 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Le nubi tenderanno a dissolversi nel corso della mattinata a partire da nord, lasciando spazio al sole. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.
busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.